Ciao a tutti, sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno e vorrei tornare su quello che ha detto Elly Schlein nello studio di Fabio Fazio. Un luogo curioso quello di Fabio Fazio, un luogo dove ci si dà ragione a vicenda e non si fanno grandissime domande. E per questo che mi colpisce quello che ha detto Elly Schlein, che ha avuto anche degli spunti molto interessanti da un punto di vista così di strategia politica, cioè ha parlato di sanità, ha parlato di economia, di stipendi. Poi certo, quando parliamo degli stipendi che non crescono ci dimentichiamo sempre il peso che ha avuto entrare nell'euro, stare in Europa, e il fatto che insomma la sinistra continui a lamentarsi dei tagli e e dei salari bassi, cozza un po' con il fatto che nel corso degli anni ha sempre spinto per l'austerità, ha sempre governato con quelli che volevano tagliare e ridurre la spesa pubblica e ha sempre tifato in maniera veramente sfegatata per l'Europa. Diciamo, queste però sono contraddizioni che riguardano il dibattito politico, riguardano le opinioni di ciascuno di noi, cioè uno può anche pensare che invece abbiano fatto bene e comunque sono temi interessanti, centrali, che riguardano la vita della gente. Però c'è sempre un'altra parte nel discorso di Elly Schlein e in generale in quello che dice il Partito Democratico che mi lascia molto perplesso. Di nuovo da Fazio la Schlein ha ripetuto il discorso sulla democrazia in pericolo, dicendo che l'estrema destra, quando governa, cerca sempre di forzare in qualche modo i limiti della Costituzione, è intollerante riguardo alle regole e i parametri e soprattutto i confini della democrazia. E io trovo molto curioso che lo abbia detto lì, proprio in quello studio, perché lì è uno studio, come dire, diciamo emblematico, no, di questa intolleranza nei riguardi dei limiti e dei confini della democrazia. Perché io ricordo che in quello studio, durante gli anni del Covid, poi so che qualcuno dirà, ecco, sei ancora fissato col Covid, lo so, però io non mi dimentico. E non mi dimentico anche perché questa cosa continua a ripetersi anche molto di recente. In quello studio andavano in scena dei monologhi di vari esperti, monologhi che vanno in scena anche in questi giorni, anche negli ultimi tempi li abbiamo visti, esperti che senza alcun contraddittorio e peraltro dicendo anche castronerie dal punto di vista scientifico, andavano ripetendo che i non vaccinati erano pericolosi, giustificavano le misure di contenimento, giustificavano le discriminazioni che facevano perdere il lavoro alle persone, giustificavano questi provvedimenti che impedivano a persone non malate, sanissime, di salire sull'autobus, impedivano ai ragazzini di praticare sport, insomma giustificavano tutto questo apparato repressivo ferocissimo dicendo che era la scienza che lo chiedeva. In realtà non c'entrava nulla la scienza, anzi la scienza ha ampiamente smentito la necessità di alcune di queste misure. E continuano a farlo. Non più tardi di qualche giorno fa, sempre nello studio di Fazio, sono arrivate affermazioni da un signore esperto che conosciamo tutti, ma che non voglio nemmeno citare di nuovo perché sennò gli si fa solo pubblicità, il quale diceva che non esistono persone danneggiate dal vaccino, non esistono persone che hanno avuto effetti avversi, gli effetti avversi sono pochissimi. Ecco, io credo che sia questa una forma gravissima di intolleranza nei confronti delle opinioni diverse. Credo che questa sia una gravissima ferita inferta alla democrazia. E sapete perché? Perché intanto i dati dicono cose diverse, la realtà e i numeri dicono cose radicalmente differenti, la scienza smentisce queste ricostruzioni, ma poi perché è stata nel corso degli anni, quella andata in scena nel salotto di Fazio, una esibizione di arroganza, di prevaricazione. Lo stesso Fazio, ricordo che un giorno si preoccupava di dire a uno degli esperti presenti nel suo studio, ma potrebbero esserci dei bambini non vaccinati a scuola con mio figlio, come facciamo a proteggerci? Ma è giusto che questi vadano a scuola? Ecco, chi ha partecipato a questa repressione, chi ha partecipato e ha voluto queste discriminazioni, mi chiedo come fa oggi a dare lezioni di democrazia. Ci piaccia o non ci piaccia, anche se volete dimenticarlo, se qualcuno pensa che sia stato tutto giustificato, una grande riflessione su questi anni,
su questi anni che non sono poi così lontani, non è stata fatta. C'è una commissione in corso di cui non si parla praticamente mai, a cui non si dà quasi mai pubblicità. Invece io credo che una enorme, enorme pratica di discriminazione, di violazione dei diritti sia stata messa in atto in quegli anni e dovremmo rifletterci, dovremmo parlarne perché questo fa la democrazia e finché non affronteremo quel tema, ecco lì sì che danneggeremo il nostro sistema democratico e la nostra convivenza civile.